allarga l'inchiesta sui presunti illeciti nella gestione degli hub per migranti a Cona e Bagnoli. Nel registro degli indagati ci sarebbero ora anche 2 viceprefetti vicari e una dirigente. Gli investigatori stanno ricostruendo le ultime ore di vita dell'artigiano di Chiarano, freddato da un colpo alla testa a Fontana Fredda, attesa in queste ore l'autopsia. Uccise e accoltellate la moglie con la quale si era separato, il PM chiede l'ergastolo per il 45enne omicida reo confesso di Mariarca Mennella, Musile di Piave, giovedì la sentenza. Le grandi vie d'acqua urbane di Venezia a partire dalla Giudecca saranno sottoposte a vincolo. L'annuncio su Facebook del Ministro dei Beni Culturali riporta in primo piano il braccio di ferro sulle grandi navi. Schianto fra 2 mezzi pesanti in A4 a Vigonza, la coda di veicoli è arrivata fino a 13 km prima che il traffico si smaltisse dopo la rimozione dei mezzi. Per tutto il mese di ottobre in laguna circolerà un vaporetto tutto rosa, colore simbolo della prevenzione al tumore al seno, promuovendo il messaggio prevenzione è vita. Sarà un weekend all'insegna del bel tempo, ma tornano le raffiche di vento che hanno caratterizzato l'inizio della settimana e da lunedì rischio nubifragi in arrivo. Telespettatori di Antenna 3, buongiorno e bentrovati. La prima edizione dei nostri telegiornali è in primo piano. Torniamo a parlare dell'inchiesta sulla gestione degli hub per migranti a Cona e a Bagnoli di Sopra, affidati alla stessa, la medesima cooperativa nel mirino dell'inchiesta sia di Padova che di Venezia, un'inchiesta che a quanto pare si allarga perché ci sono altre 3 persone indagate nella doppia inchiesta delle 2 procure e 2 di queste persone sono 2 viceprefetti vicari. Tutto questo mentre sembra davvero arrivata una svolta l'annuncio della chiusura dell'hub di Bagnoli di Sopra. Allora ci fa il punto della situazione in collegamento telefonico da Padova la nostra Chiara Gaiani. Chiara. Buongiorno da Padova. Si allarga l'inchiesta su Ecofficine, la cooperativa che si occupa della gestione degli hub di Bagnoli e Cona. Ci sarebbero altri 2 indagati, un viceprefetto di Padova e uno di Venezia, che sarebbero accusati di rivelazione di segreti d'ufficio. Nella mattinata di giovedì i carabinieri sono entrati nelle prefetture di Padova e Venezia alla ricerca di altri documenti che sono stati posti sotto sequestro. I documenti, a quanto emerge, sarebbero relativi ai centri di Bagnoli, Cona e l'ex caserma Prandina di Padova, siti sui quali i vertici di Ecofficine, in primis l'ex presidente Simone Borile, sarebbero riusciti a creare una rete di informatori dall'interno. Un quadro nel quale si profilerebbe anche la chiusura pressoché immediata del sito di Bagnoli, che da indiscrezioni potrebbe arrivare entro la fine del mese e oggi ricordiamo siamo il 28. Nel sito sono presenti un centinaio di migranti, un decreto dovrebbe essere già stato firmato dal Ministro dell'Interno Salvini, ma conferme a Bagnoli sono attese in queste ore. Per ora da Padova è tutto, se non ci sono altre domande restituisco la linea allo studio. Grazie a Chiara Gaiani per il collegamento. Adesso gli aggiornamenti sull'omicidio dell'artigiano di Chiarano, freddato da un colpo alla testa a Fontana Fredda. Gli investigatori stanno ricostruendo le ultime ore di vita della vittima mentre si attende a ora l'esito dell'autopsia. Con chi doveva incontrarsi lunedì sera Alessandro Coltro in quel piazzale dell'area commerciale di Fontana Fredda? Era una o più persone che lo stavano aspettando quando ha risposto all'ultima telefonata della zia, chiusa velocemente con quel «scusami, ti devo richiamare più tardi»? E ancora il colpo che l'ha raggiunto alla testa, quel calibro 22, è partito da una pistola a pochi passi dalla vittima o da un fucile magari nascosto tra le siepi del piazzale? Insomma, si è trattato di un agguato o di una discussione degenerata? Tutte piste su cui stanno lavorando i carabinieri di Sacile, di Pordenone, che più volte anche ieri sono tornati sul luogo del delitto dell'artigiano di Chiarano, che viveva a Nave, frazione di Fontana Fredda, dopo la separazione con la moglie, ma che aveva mantenuto la sua attività nel paese dove era nato 48 anni fa. Una vita irreprensibile di una persona segnata da una grave malattia degenerativa al volto, ma che non si era mai persa d'animo, convivendo con la deturpazione continua dei lineamenti che inevitabilmente gli creava qualche problema di relazione, soprattutto dopo la fine del matrimonio. E forse l'inizio di una nuova relazione con qualche coinvolgimento con il racket della prostituzione sarebbe una delle piste seguite dagli investigatori. Il luogo dell'appuntamento, l'orario, ma anche la dinamica dell'omicidio potrebbero coincidere con una sorta di avvertimento degenerato con l'uccisione dell'artigiano. Quasi certamente Alessandro Coltro conosceva molto bene chi doveva incontrare al punto di fidarsi di lui o di lei. Il resto emergerà dai tabulati telefonici e dagli spostamenti delle celle agganciate dal suo telefonino, ma soprattutto dalle conversazioni fatte da Alessandro Coltro nell'ultimo giorno della sua vita.
Un giallo dunque, non è un giallo invece chi ha ucciso, non è un mistero su chi ha ucciso purtroppo più di un anno fa Mariarca Mennella a Musile di Piave, uno dei tanti femminicidi nella nostra regione, quello accaduto a Musile appunto di Piave, quando la donna fu uccisa a coltellate dall'ex marito, al marito con il quale si stava separando, l'omicida reo confesso. Ebbene, ieri c'è stata l'udienza in tribunale con la richiesta da parte del pubblico ministero. Ci dice allora com'è andata la nostra Anna Maria Parisi. Anna Maria. Sì, buongiorno a te e ai telespettatori da Venezia. Ergastolo è la richiesta del pubblico ministero per Antonio Ascione, il 45enne che il 23 luglio del 2017 a Musile di Piave uccise la moglie Mariarca Mennella, dalla quale si era separato. Il magistrato contesta all'imputato, reo confesso, l'omicidio pluriaggravato dalla premeditazione, dai futili motivi, dal vincolo di parentela e dalla minorata difesa per aver aggredito e accoltellato la 38enne quando era a letto che dormiva e dunque impossibilitata ad opporre un'adeguata resistenza. Non solo, il sostituto procuratore ha contestato al 45enne pizzaiolo di Torre del Greco nel napoletano anche l'ulteriore reato di minacce sempre aggravate per aver minacciato di morte Mariarca con un coltello pochi giorni prima dell'omicidio. Alla richiesta dell'ergastolo si è associato anche l'avvocato Alberto Berardi che assiste i familiari di Mariarca. Tutti i familiari dell'anziana mamma, i fratelli, le sorelle e soprattutto i due figli minorenni rappresentati dalla zia materna su autorizzazione del giudice tutelare che sono costituiti parte civile. Ieri pomeriggio il giudice Massimo Vicinanza ha concesso un rinvio breve a giovedì 4 ottobre, appunto giovedì, per le repliche delle parti per la lettura del verdetto. E da Venezia è tutto, linea allo studio. Grazie Anna Maria Parisi. Restiamo a Venezia per parlare della polemica rinfocolata sul fronte delle grandi navi dopo che il ministro dei beni e delle attività culturali Alberto Bonisoli ha pubblicato un lungo post su Facebook parlando della necessità di sottoporre a vincolo culturale le grandi vie d'acqua urbane di Venezia a partire dal canale della Giudecca. Ha scritto: Venezia è unica, una città di inestimabile valore che va protetta e tutelata. Mi chiedo se alcune scelte fatte in passato siano coerenti con questo principio. Il passaggio delle grandi navi da crociera è uno dei temi che occorre finalmente affrontare per migliorare la tutela di Venezia. Dunque un annuncio su Facebook destinato ovviamente a creare nuove polemiche, con il porto di Venezia che ha subito replicato perplessità. Si è detto in una nota del porto: siamo disponibili a un dialogo con il governo, ma ci vuole un dialogo, nella politica non si fa sui social. Quindi questo per quanto riguarda l'ennesimo capitolo del braccio di ferro sulle grandi navi. Mentre sul fronte ambientale intanto ieri sono state decise le misure antismog a livello regionale a partire dal prossimo lunedì. Emergenza smog e braccio di ferro tra Regione Veneto e i sindaci di Rovigo, Verona, Belluno e Padova. Amministratori comunali che accusano l'ente regionale di averli abbandonati in merito alle misure antismog da adottare, così come siglato lo scorso anno nell'accordo per il bacino padano, e che, stando ai sindaci in questione, spetterebbe alla stessa Regione emettere l'ordinanza sulle limitazioni al traffico contro le polveri sottili, sollevando dall'incarico così i primi cittadini. Polemica pretestuosa e sterile, il potere di ordinanza spetta ai sindaci, controbatte l'assessore regionale di reparto. È successo che proprio su richiesta dei sindaci un paio d'anni fa era stato chiesto appunto alla regione di farsi carico di definire delle regole abbastanza omogenee su tutto il territorio del Veneto. Noi lo abbiamo fatto di più. In accordo con il Ministero dell'Ambiente, con la Regione Lombardia, con la Regione Emilia-Romagna, la Regione Piemonte, che sono insieme a noi le 4 regioni che hanno più problemi di smog, abbiamo definito delle linee guida, quindi un riferimento che può essere utilizzato dai sindaci. Sottolineo la parola può, perché l'ordinanza poi per legge la deve fare il sindaco. Dalla sua la Regione con i fatti ha i numeri: 300 milioni investiti negli ultimi 3 anni per il cosiddetto piano aria, in attesa di un finanziamento mai arrivato dal governo per il 2017 e pari a
1,5 milioni di euro, così Bottacin. I sindaci hanno anche detto che noi non abbiamo messo in campo nessuna misura, li abbiamo lasciati da soli, non è così, è proprio vero il contrario. Abbiamo dato a loro questo strumento che è omogeneo, solo sul rinnovo del parco autobus e treni la Regione ha investito 200 milioni negli ultimi 3 anni, sull'efficientamento energetico decine e decine di milioni di euro, sulle rottamazione delle auto abbiamo appena chiuso un bando, rottamazione delle vecchie stufe, rottamazione dei veicoli commerciali, uscirà un bando a breve, quindi approfitto per dirlo in TV, insomma una serie di misure, le ciclabili, tutta una serie di misure che servono a ridurre le emissioni in atmosfera. Tra queste, quella che vede il Veneto regione capofila in Italia con la classificazione delle stufe a basso impatto ambientale. Da lunedì prossimo, quindi, ognuno si assuma le proprie responsabilità, sapendo che nel mezzo c'è la salute dei cittadini. E quindi i sindaci possono utilizzare le nostre linee guida, possono anche, se ritengono, non utilizzarle, assumendosene la responsabilità, ma non è che la Regione impone niente a nessuno. Ed ora l'atteso stanziamento del fondo per i risparmiatori per le ex popolari venete. Una buona novità per i risparmiatori traditi: finalmente verranno utilizzati i conti dormienti che hanno dormito per anni. Grazie al governo del cambiamento, ringraziamo Matteo Salvini e Di Maio, che stanno veramente cambiando in maniera epocale il destino dei risparmiatori, e non solo dei risparmiatori, di tutto il Veneto, di tutta Italia. I risparmiatori esultano, ci sono 1,5 miliardi di euro per le vittime del crack delle popolari venete. Il governo per i risparmiatori di BPV e Veneto Banca pesca un vero e proprio tesoro dai conti dormienti. I conti dormienti sono le cifre che si sono prescritte di risparmiatori che avevano il conto corrente e che dopo 20 anni non sono più andati a richiederli. Questi conti per anni hanno dormito nelle pance delle banche, ora sicuramente questo governo andrà a verificare questi problemi e andrà a utilizzare questi soldi per il bene dei truffati, e siamo convinti che da questa operazione si rimetterà in piedi l'economia, soprattutto del Veneto, ma anche di tutta Italia. Si parte da 1,5 miliardi di euro, ma ogni anno il fondo per le vittime del crack delle banche popolari verrà alimentato di 200-300 milioni. Ora bisogna aspettare il decreto attuativo, ma se davvero il governo passerà dalle parole ai fatti, si potrà dire che in questo caso il cambiamento c'è stato. E noi risparmiatori siamo fiduciosi, lancio questo appello per tutti i risparmiatori, non perdete la speranza, perché questa volta è la volta buona di un cambiamento epocale. Staremo a vedere dunque adesso invece la cronaca, torniamo alla cronaca perché non ce l'ha fatta il motociclista che 10 giorni fa è rimasto coinvolto in un incidente a Fagnano di Trevenzuolo sulla strada che collega la frazione a Erbè, siamo nel Veronese. Giampaolo Marchesi, 58enne di Nogarole Rocca, è morto all'ospedale di Borgo Trento dove era stato portato in gravi condizioni dopo lo scontro con un'automobile guidata da un anziano sacerdote. Questa mattina invece un grave incidente tra 2 mezzi pesanti in direzione Venezia, siamo all'altezza del comune di Gonza in autostrada A4, lo scontro tra un autotreno e un auto articolato, sul posto ovviamente gli ausiliari di CAV per la rimozione dei mezzi e la pulizia della strada. Inevitabilmente questo ha portato a pesanti ripercussioni sul traffico, con una coda che è arrivata a 13 km in direzione Venezia. Fino a che poi col passare della mattinata fortunatamente poi il traffico si è smaltito, ma sono state ovviamente ore pesanti per gli automobilisti, come accade sempre in questi casi. Nella Marca trevigiana adesso, per parlare non di zanzare, come abbiamo parlato tante volte in questi giorni, in queste settimane con il virus West Nile, ma con 8 casi di encefalite da zecca registrati nella Marca trevigiana. La Marca, seconda provincia veneta per numero di casi di encefalite meningea da puntura di zecca. I dati arrivano dal reparto di malattie infettive dell'US 2 e indicano in 8 il numero di casi riscontrati finora nel 2018.
Di questi 6 hanno sviluppato l'encefalite, che per fortuna non ha avuto esiti letali. Il virus, portato dalla zecca, può incubare per mesi prima di manifestarsi sotto forma di febbre, forte mal di testa e mal di gola, che non accenna a diminuire con le normali cure influenzali. E se il fisico non reagisce naturalmente, dopo 10 giorni può evolversi nella forma di meningoencefalite con danni neurologici, in alcuni casi anche permanenti. Importante quindi l'attenzione e la prevenzione. Innanzitutto le località dove le zecche sono più diffuse, in genere pedemontane e prealpi trevigiane, in località incolte o con erba alta. Attenzione quindi alle escursioni lungo i sentieri, ma anche alle scampagnate nei boschi. Attenzione anche a chi ha un cane o un gatto. La zecca, oltre ad attaccare l'animale, può trasferirsi all'uomo con inevitabili conseguenze. Quindi cura del proprio animale, soprattutto dopo una gita o una giornata all'esterno. Infine la prevenzione con il vaccino, che al momento è l'unica strada sicura per evitare conseguenze anche permanenti. Ladri in casa del collezionista monteveronese che custodisce l'80% dei cimeli del cantante Little Tony, il suo appello ai malviventi. Ladri nella casa dell'imprenditore Roberto Valerio a Montebelluna, amico storico del cantante Little Tony e detentore della più grande collezione di cimeli dell'interprete di Cuore Matto. Assente da casa per qualche giorno, Valerio al rientro ha fatto la brutta scoperta: spariti 4 giubbini e altrettante paia di occhiali di Little Tony. Un furto su commissione, secondo l'imprenditore, visto che i malviventi non hanno toccato altri preziosi su cui potevano mettere le mani e che i cimeli rubati sono difficilmente piazzabili sul mercato. È un materiale che non possono né vendere e neanche usarlo e neanche metterlo in mostra, perché è tutto archiviato e fotografato e filmato. E allora i carabinieri hanno tutto, io spero che questi incoscienti che si rendono conto del danno morale che hanno fatto, che venga restituita questo materiale che fa parte di questa collezione importante che è a disposizione per farla visitare un domani a chiunque, insomma. Sono diverse centinaia i pezzi originali che Valerio custodisce nella sua casa museo, tra cui 2 Cadillac del 50 e del 60, vestiti e strumenti che mette a disposizione per mostre in tutta Italia e anche oltre confine. Ora dovrà con calma verificare che il furto si sia limitato a giubbini e occhiali. Può darsi che mancano altre cose, perché devo verificare tutta la collezione con le foto, pian pianino verificherò se manca qualcos'altro. Valerio da sempre si batte perché Montebelluna, di cui il cantante scomparso nel 2013 era cittadino onorario, gli dedichi uno spazio ed eventi adeguati. Un'amicizia nata a Valdobbiadene nel 78, ricorda, un rapporto umano proseguito per più di 30 anni che rende il furto subito doloroso anche dal punto di vista affettivo. Io lancio un appello che chiunque sia stato a prendere che me lo ridia. Io non chiedo né come né cosa, basta che mi ridia queste cose care a me, insomma, ecco. La polemica politica dopo la certificazione dell'addio ai mondiali di ciclismo 2020 per Vicenza. Vicenza è out, il mondiale di ciclismo nel 2020 non si correrà all'ombra dei Colli Iberici. L'UCI, massimo organismo internazionale della bicicletta, manda a KO la città del Palladio. La beffa era nell'aria e purtroppo si è avverata. Il mondiale del 2020, ufficiosamente assegnato a Vicenza fin dall'anno scorso, si correrà in Svizzera, dove tornerà anche nel 2024. La candidatura veneta paga così l'arrivo tardivo dei fondi necessari per assicurarsi il posto tra divisioni politiche a livello nazionale e locale. Insomma, una sconfitta per tutti, per chi poteva e doveva muoversi prima, per chi ama Vicenza e avrebbe voluto sfruttare questa grande occasione per promuovere la città del Palladio. Variati e Zaia avevano richiesto al governo PD un sostegno per i mondiali di ciclismo che non è mai arrivato. Il governo attuale invece in extremis ha firmato una fideiussione da 3,5 milioni di euro che garantiva i mondiali a Vicenza. La scelta di portarli in Svizzera è un affronto al territorio vicentino e al comitato promotore che in questi anni si è dato tanto da fare. Adesso la pubblicità, poi conosceremo un giovanissimo padovano che pilota aerei transcontinentali. Rieccoci in studio in diretta alla prima edizione del nostro telegiornale. Si chiama Jacopo Stella, è padovano e a soli 28 anni comanda già aerei di linea transcontinentali, ma non in Italia.
Signore comandante che vi parla, per informarvi che stimiamo il rientro in Italia fra qualche anno. Nel frattempo vi invito a mettervi comodi, rilassarvi e a godervi il volo con noi. La voce è del comandante Jacopo Stella, padovano della Sacra Famiglia, pilota di aerei di linea transcontinentali a soli 28 anni, un record in Europa e anche in Cina. Stella infatti ha prima pilotato per la Ryanair, ora per la China Southern Airlines, la maggiore compagnia aerea per flotta e numero di trasportati della Cina. Un giovane che grazie a tanto studio, molta passione e il supporto della famiglia ha bruciato le tappe della sua carriera di pilota. A ottobre condurrà un Boeing 777 della sua attuale compagnia da Guangzhou a New York. Una bella responsabilità. Che io sia da solo o abbia una persona o 350 persone dietro, la serietà, la professionalità deve sempre essere la stessa e il trasporto aereo va sempre condotto in sicurezza, quindi qualsiasi cosa possa succedere le decisioni vanno prese appunto garantendo la massima sicurezza. Da bambino appassionato che dall'argine dietro all'aeroporto Allegri guardava naso in su i piccoli aerei, Stella ringrazia genitori, istruttori e non ultima la fidanzata Elisa per la meta raggiunta. Il giovane comandante padovano per seguire il suo sogno ha dovuto lasciare l'Europa e ha trovato lavoro dall'altra parte del mondo. In Europa ma soprattutto in Italia ci sono ancora questi pregiudizi sull'età del comandante, che deve essere una persona estremamente matura e possibilmente con capelli bianchi, che tra parentesi già ho. In Cina e in altri paesi mentre invece fanno una selezione molto approfondita, però una volta passata che il candidato abbia 20, 30, 50, 60 anni, se supera la selezione viene ritenuto idoneo al ruolo per questo candidato. Spero di riuscire anche a convincere un domani una compagnia italiana, per cui sarei onorato di volare, di portare appunto in giro i colori della mia bandiera in giro per il mondo. Lotta al tumore al seno prende il via a giorni ormai l'Ottobre Rosa, che a Venezia coinvolge anche i vaporetti. Per tutto il mese di ottobre in laguna circolerà un vaporetto rosa, colore simbolo della prevenzione del tumore a seno, promuovendo il messaggio prevenzione è vita. È un vaporetto che è stato, come si dice, messo tutto in rosa e fornito da Ali Laguna, che sarà tutti i lunedì in varie parti della città, nel senso della città d'acqua. Abbiamo Venezia sicuramente, poi abbiamo Lido, Pellestrina, Burano e Murano, ma anche sbarcherà a San Giuliano e a Marghera, con la possibilità in tutta la giornata che sarà divisa in 3 parti, una prima parte di prevenzione, uno spazio dedicato alle più giovani e il terzo spazio alle visite senologiche. Questo nasce dalla collaborazione importante fra amministrazione, la USL3, che andiamo a ringraziare chiaramente, e le associazioni quali la LIT, l'Avapo, che hanno messo a disposizione e tutto ciò non sarebbe stato il loro lavoro, e tutto ciò non sarebbe stato possibile se non ci fosse stata la Laguna con Rachele Sacco, che si è presa il carico di brandizzare il vaporetto. Al mattino medici specializzati daranno informazioni sulla prevenzione e sulle attività di screening offerte dalla sanità pubblica veneziana, mentre nel pomeriggio dalle 14:30 alle 16 sarà attivo uno spazio dedicato alle donne più giovani per insegnare l'importanza di monitorare i cambiamenti del proprio corpo e spiegare la tecnica dell'autopalpazione. Dalle 16:30 alle 18:30 invece uno staff medico esperto effettuerà delle visite senologiche fondamentali per capire se sia il caso di approfondire ulteriormente. Ad ogni tappa potranno essere visitate al massimo 25 donne, il tutto gratuitamente. C'è un numero a cui ci si può prenotare le visite senologiche, e chiaramente questo è un servizio che viene offerto a tutta la città proprio per sensibilizzare le donne all'attenzione al proprio corpo e a sfatare molti tabù per ovviamente vincere e prevenire la lotta contro il tumore. La prenotazione obbligatoria va fatta telefonando al 335 78 92 876 dalle 10 alle 17 dal lunedì al venerdì. Weekend all'insegna del cielo sereno, ma con il ritorno delle raffiche di vento. Sentiamo il nostro esperto meteo sui prossimi 2 giorni, come sarà, ma anche la prossima settimana. Sentiamo.
La nostra regione è interessata da un robusto campo di alta pressione. Sabato però arriverà un nuovo afflusso di venti di Bora che porterà un altro calo delle temperature, ma il cielo si manterrà sereno o poco nuvoloso. I valori massimi di giorno non supereranno i 20-21 gradi, mentre di notte si scenderà fino a 9-10 gradi. Estese gelate notturne si verificheranno oltre i 700-800 metri. La giornata di domenica sarà identica a quella di sabato con il bel tempo prevalente, il cielo sereno, poco nuvoloso e ancora questi venti di Bora che manterranno le temperature piuttosto fresche. L'inizio della prossima settimana è visto con l'arrivo di un'intensa perturbazione atlantica che raggiungerà la nostra regione sotto forma di precipitazioni localmente abbondanti e anche con possibili nubifragi tra le province di Padova, Venezia e Rovigo. Addirittura tornerà la neve sulle Alpi al di sopra dei 1400-1500 metri. Siamo in chiusura, ore 13 subito dopo di noi per parlare di sanità, ernie lombari, cervicali e plesso brachiali. Quali terapie? Ne parliamo con Stefano Ferraresi e Lorenzo Maestrello della neurochirurgia dell'ULSS 5 di Rovigo. Per chiamare in diretta 049 490 6054 oppure come sempre potete scrivere le vostre domande sulla pagina Facebook di Antena 3. Poi questa sera 20:10 per parlare di tanti argomenti a partire dalla manovra e quindi l'accordo sul deficit, ma appunto lo sforamento del deficit, le polemiche sulla manovra fiscale e quali potrebbero essere gli scenari futuri, ma poi anche per parlare di le realtà locali, per parlare ancora una volta di bando periferie. Lo facciamo con Alberto Villanova, consigliere regionale della Lega, e con Maria Rosa Barazza del Partito Democratico, che è anche presidente dell'Associazione dei Comuni della Marca Trevigiana. È davvero tutto, adesso vi lascio le previsioni del tempo per le prossime ore. Grazie per averci seguito e arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Sarà un venerdì all'insegna del sole sulle nostre regioni, clima gradevole. Nel dettaglio sul Veneto non cambia di molto la previsione rispetto a ieri, bel tempo e ampio soleggiamento ovunque. Asciutto e stabile quindi sulla nostra regione, dove il cielo si presenterà sereno o al massimo velato. Non sono previste precipitazioni degne di nota. Temperature piacevoli con minime comprese tra 8 e 12 gradi. Valori massimi oscillanti invece tra 23 e 27 gradi circa. Vediamo ora che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Poche novità rispetto ai giorni scorsi, anche sulla nostra regione dominerà il sole ovunque. Sarà quindi asciutto e senza piogge degne di nota e il cielo si presenterà sereno praticamente su tutte le province. Temperature minime tra 9 e 12 gradi. Massime comprese invece tra 24 e 27 gradi circa. Vediamo infine la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Alta pressione a garanzia del bel tempo anche sulla nostra regione. Sarà infatti ampiamente soleggiato su tutti i settori e il cielo si presenterà sereno o al massimo con qualche innocua velatura sparsa. Temperature minime tra 8 e 9 gradi. Valori massimi oscillanti invece tra 27 e 30 gradi. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento.